Mariano e Giovanni vengono condotti fino al Palazzo Reale, dove vengono finalmente fatti scendere nella piazza. I due rimangono un attimo disorientati dal via vai di gente da un lato all'altro, dal palazzo ai vicoli vicini e viceversa. Alcuni con abiti pregiati ed altri in semplici vestiti di lana o cotone. La sede reale si estende su 3 lati attorno a loro, con un edificio più semplice e lineare alla sinistra e uno con campanile e finestre elaborate, assomigliante ad una chiesa, alla loro destra. Mariano afferra il polso di suo fratello, anche se Giovanni in realtà non fa nessun cenno a volersi allontanare. Da una scalinata di fronte a loro scende un piccolo corteo di guardie reali, a circondare due figure in abiti di velluto e pellicce. Nella figura più adulta, riconoscibile dai baffi e la corona, individuano subito il re Alfonso. Il gruppo si ferma davanti ai due donnicelli e il loro piccolo seguito di servi e accompagnatori. Mariano e Giovanni si inginocchiano tanto rapidamente da non poter nemmeno osservare il sovrano da vicino. Alzatevi pure, dice Alfonso, con tono fermo ma amichevole. Quindi siete voi i figli del mio caro amico e vassallo, il giudice Ugone? I ragazzi si sollevano e Mariano alza lo sguardo verso il re, che gli sorride. Sì, vostra maestà. Io sono Mariano d'Arborea, signore di Goceano, e lui mio fratello Giovanni, signore di Bosa. Alfonso sorride, quasi intenerito, e fa cenno al ragazzo al suo fianco. Mio figlio Pedro, infante d'Aragona. Mariano e Giovanni abbassano la testa per rispetto e Pietro fa solo cenno di assenso. Ha la stessa età di Mariano, ma il suo abbigliamento e il portamento lo fanno sembrare già adolescente. Mariano vuole liberarsi in fretta di quella sensazione che l'ha spinta ad abbassare lo sguardo a suo malgrado. Vostra maestà, volete acquistare grano, orzo? Vuoi già contrattare? Mi ricordi proprio tuo padre, commenta Alfonso con la sua solita leggerezza e accarezzandogli la testa, tant'è che Mariano deve trattenersi dal retrocedere. Siete benvenuti qui. Vi farò avere degli abiti nuovi, li troverete nelle vostre stanze, aggiunge dopo una rapida occhiata. Poi il re, l'infante e il loro seguito si allontanano di nuovo verso dove erano venuti. Questi erano i nostri abiti nuovi, commenta Giovanni. Shh, non farti sentire da nessuno.